sono Edoardo Manpreso e in occasione della settimana della salute femminile promossa dall'Osservatorio Nazionale Onda, siamo anche noi impegnati a dare il nostro contributo per dare dei suggerimenti in chiave di prevenzione. Sappiamo bene quanto sia importante il ruolo della prevenzione e sappiamo bene quanto sia importante partire da una corretta consapevolezza dei problemi e delle patologie. Pertanto il contributo della neurologia di Pieve di Sacco su questo tema verterà sulle malattie cerebrovascolari e vi presento la dottoressa Francesca Boscain che farà una lettura a riguardo. Sono la dottoressa Francesca Boscain dell'unità operativa di neurologia dell'ospedale di Pieve di Sacco. Oggi vi parlerò della prevenzione delle patologie cerebrovascolari con uno sguardo orientato alla medicina di genere. Le patologie cerebrovascolari presentano un'elevata prevalenza nel sesso femminile, hanno delle peculiarità relative sia ai fattori di rischio che alle manifestazioni cliniche e all'outcome funzionale. Sono principalmente il TIA o l'attacco ischemico transitorio, l'ictus ischemico, l'emorragia cerebrale, l'emorragia subarachnoidea e la trombosi dei seni venosi cerebrali. Le più frequenti conosciute sono sicuramente l'ictus ischemico ed il TIA. Per ictus ischemico intendiamo un deficit neurologico focale da causa cerebrovascolare che persiste oltre le 24 ore. Invece per TIA intendiamo un deficit neurologico focale, sempre da causa cerebrovascolare, che abbia però una durata inferiore alle 24 ore e che non abbia evidenza alla risonanza magnetica cerebrale di un infarto acuto. Come si riconosce un ictus ischemico, un TIA? Esistono delle scale validate per l'utilizzo in ambiente extraospedaliero e principalmente destinate quindi ai soccorritori del 118 che tuttavia possiamo imparare a conoscere. Per esempio la scala di Cincinnati è di applicazione molto semplice e viene eseguita chiedendo al paziente di sorridere per verificare l'eventuale presenza di asimmetria della rima orale, di stendere le braccia in avanti per verificare l'eventuale presenza di debolezza di un braccio e di parlare per verificare invece la presenza di difficoltà del linguaggio. In presenza quindi di uno o più di questi segni e sintomi è indispensabile chiedere aiuto perché ci si potrebbe trovare di fronte ad un ictus ischemico oppure ad un TIA. Possiamo tenerla a mente ricordando l'acronimo inglese FAST che ci ricorda che tra l'altro nel sospetto di un evento cerebrovascolare acuto come un ictus ischemico oppure un TIA dobbiamo comunque agire velocemente. Entro il 2030 il 20% della popolazione italiana sarà rappresentato da soggetti con età maggiore di 65 anni e di maggioranza questi saranno donne in funzione della loro aspettativa di vita maggiore. Si sa che in virtù del ruolo protettivo degli ormoni estrogeni le donne hanno un rischio di ictus ischemico che è minore rispetto a quello degli uomini prima dei 65 anni e tuttavia maggiore rispetto agli uomini dopo i 65 anni e tra l'altro presenta anche un tasso di mortalità maggiore. L'ictus ischemico rappresenta quindi la terza causa di morte nel sesso femminile e invece soltanto la quinta causa di morte nel sesso maschile. Ci sono però delle notizie buone, l'ictus ischemico si può curare. Esistono oggi due tipologie di trattamento riperfusivo che viene fatto in urgenza. La trombolisi sistemica è una terapia endovenosa che viene somministrata dal neurologo presso il pronto soccorso, presso il reparto di neurologia e stroke unit, è eseguibile entro le 4 ore e mezza dall'esordio dei segni e sintomi, raramente si può eseguire entro le 9 ore. Esiste poi la trombectomia meccanica che è un intervento endovascolare disponibile solo dal 2015 e quindi conosciuto anche poco, eseguito dal neuroradiologo interventista in sala angiografica, spesso subito dopo la trombolisi sistemica ed è attuabile questa volta entro una finestra temporale più ampia di 24 ore. La letteratura scientifica ci dice che le donne sono più informate, sono più ricettive rispetto alle campagne educazionali e sicuramente seguono uno stile di vita più sano, ma purtroppo indipendentemente dal loro livello di istruzione riferiscono più tardivamente i sintomi di un eventuale ictus ischemico e ricorrono anche tardivamente all'assistenza medica rispetto alla controparte maschile. È molto importante quindi invertire un po' questa abitudine sbagliata poiché, come dice un famoso slogan, il tempo è cervello e quindi agire in tempo può contribuire a salvare una vita o comunque a ridurre una grave disabilità residua. L'altra buona notizia è che l'ictus ischemico si può prevenire, esistono infatti dei fattori di rischio comuni a donne e a uomini quali l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia, il fumo di sigaretta, la fibrillazione atriale e il diabete mellito, che devono essere riconosciuti prontamente e trattati adeguatamente per prevenire questa patologia.
La letteratura ci dice che le donne hanno una minore probabilità, purtroppo, rispetto agli uomini, di pari età e con anche un pari profilo di patologia, di ricevere una terapia medica antiaggregante, ipolipomizzante o anche beta bloccante, nonostante si sa che esse rispondono altrettanto bene alla terapia in termini proprio di riduzione di eventi vascolari e quindi devono essere trattate adeguatamente ed incluse negli studi clinici al pari della controparte maschile. Esistono poi dei fattori di rischio che sono più sesso specifici o comunque più comuni nelle donne. La terapia estroprogestinica, per esempio, se viene assunta in associazione con altri fattori di rischio cerebrovascolare, per esempio l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, l'obesità, il fumo di sigaretta, può contribuire ad aumentare il rischio di ictus ischemico e pertanto in questi casi va evitata oppure va assunta controllando intensivamente questi fattori di rischio preesistenti. La gravidanza ed il periodo postpartum, in relazione a quelli che sono i cambiamenti emodinamici e comunque allo stato di ipercoagulabilità della donna, può contribuire effettivamente ad aumentare il rischio di ictus ischemico. Pertanto le donne che hanno dei fattori di rischio preesistenti ed in particolare l'ipertensione arteriosa devono sottoporsi ad uno stretto follow-up. Infine è noto che l'emicrania con aura, che è una patologia notoriamente più prevalente nel sesso femminile, aumenta il rischio di ictus ischemico, soprattutto in donne fumatrici, che quindi devono necessariamente abolire il fumo di sigaretta, ed in donne che assumono la terapia estroprogestinica, che quindi in questi casi si consiglia di evitare o comunque di rivalutare attentamente nelle sue indicazioni. In caso di frequenti attacchi di emicrania con aura può essere utile inoltre rivolgersi ad un centro cefalee per impostare la terapia farmacologica più adatta per ridurne la frequenza. Il rischio futuro di ictus ischemico si può conoscere, esistono infatti degli score, alcuni che tengono in considerazione proprio la differenza tra il sesso femminile e il sesso maschile, come lo score Framingham, che permettono al medico di conoscere la probabilità a 10 anni sostanzialmente di avere uno stroke ischemico per una paziente sulla base del suo profilo di fattori di rischio preesistenti. Il messaggio che vogliamo lanciare dunque è che le patologie cerebrovascolari si possono e soprattutto si devono curare efficacemente anche nelle donne ed è pertanto molto importante cercare di aumentarne la consapevolezza e la conoscenza. Vi ringraziamo per l'attenzione.